Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. L'Italia nega agli Stati Uniti l'atterraggio di cacciabombardieri nella base di Sigonella. Il piano comunicato a Roma con gli aerei già in volo e il ministro della difesa Crosetto non ha dato l'autorizzazione. Secondo i trattati occorreva il sì del Parlamento. Il governo boccia adesso, dopo i ristori per il ciclone, anche il piano regionale degli ospedali in Sicilia. Il no motivato da numerosi disallineamenti e incongruenze della rete delle strutture di ricovero previste dalla Giunta Schifani. Politica in fibrillazione dopo l'inchiesta per truffa sui fondi del turismo che coinvolge il deputato regionale di Fratelli d'Italia Pisano e la conferma del sequestro della Procura di Palermo di 90.000 euro all'ex manager della sanità Iacolino. Intanto Lavardera, il leader di Controcorrente, si candida a governatore. Chiamatemi Ismaele, il presidente di tutti. La Sicilia dice non può essere trattata come cosa privata. Docenti e studiosi nel suo comitato tecnico-scientifico. A Priolo tornano i trattori in presidio, la protesta contro il caro carburi di agricoltori e allevatori sotto la pioggia davanti alla raffineria ISAB. Senza aiuti, dicono, a rischio desertificazione i campi di cereali e ortofrutta. Messina ricorda Sara Campanella e Lorena 40, le giovani universitarie vittime di femminicidio. Commozione e silenzio alla deposizione di una corona di fiori di colleghi studenti e docenti. La Sea-Watch 5 fermata per 20 giorni e multata di 10.000 euro dopo il rifiuto dell'equipaggio di dirigersi verso il porto di Massa Carrara e la decisione di far sbarcare a Trapani i migranti che aveva a bordo. Calcio, il Catania concentrato sul play-off, al lavoro in vista della partita interna del lunedì di Pasquetta contro il Picerno. Ai rossazzurri serve una vittoria per blindare il secondo posto e dare continuità. Bentrovati. Sospiro di sollievo in Sicilia dopo la decisione del ministro della difesa Crosetto, che ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per missioni operative in assenza di autorizzazione preventiva del Parlamento. La decisione richiama le regole sugli accordi bilaterali e il controllo italiano sull'impiego militare del proprio territorio. Roberta Lunghi. Sospiro di sollievo in Sicilia dopo la decisione del governo italiano. La base aerea di Sigonella infatti non sarà utilizzata da missioni statunitensi dirette in Medio Oriente. La notte di venerdì 27 marzo alcuni cacciabombardieri USA avevano infatti previsto un atterraggio a Sigonella prima di proseguire verso il Medio Oriente. Il no però è arrivato dal ministro della difesa Crosetto dopo aver verificato che il piano di volo non era stato autorizzato né comunicato ai vertici militari italiani. Sigonella resta una base militare strategica condivisa usata anche dagli Stati Uniti per operazioni logistiche e di sorveglianza, ma l'autorizzazione italiana sarebbe dovuta passare dal Parlamento. Le basi della NATO hanno tutte un regolamento che è stabilito da accordi internazionali e la richiesta americana è stata fatta al di fuori di questa regolamentazione e naturalmente il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore della difesa non hanno più potuto attenersi a queste regole che tutti, compresi gli americani, i nostri alleati, sono tenuti ad osservare. Questa decisione può dunque essere un definitivo intervento per rassicurare chi vive sul territorio. La NATO, l'Alleanza Atlantica, le forze armate italiane portano sicurezza. Immaginare di avere una base che porti insicurezza e instabilità vuol dire allora rinunciare alla propria difesa, rinunciare alla deterrenza, ma allora rinunciamo anche alle forze dell'ordine se abbiamo paura che queste creino problemi.
Nuova tegola sulla regione dopo il no del governo ai ristori per il ciclone. Questa volta il Ministero della Salute contesta il piano della nuova rete ospedaliera inviato a Roma. Per i funzionari presenta numerosi disallineamenti tali da non consentire una corretta e compiuta istruttoria per la valutazione. Emanuela Corsi. Dopo lo stop alla legge sui ristori per il ciclone Harry, il governo Meloni boccia anche il decreto della nuova rete ospedaliera della regione. Numerosi disallineamenti e le incongruenze per i funzionari del Ministero della Salute che in una lettera di 2 pagine spiegano come la documentazione trasmessa non consente di procedere a una corretta e compiuta istruttoria per la valutazione. I rilievi iniziano dai posti letto. Per i funzionari vengono cancellati 84 posti ancora da attivare, mentre per altri 135 di psichiatria non viene indicato in quali strutture verranno aperti. Per alcune discipline poi risultano presenti posti letto non riconducibili ad alcuna unità operativa, al San Giovanni di Dio di Agrigento per gastroenterologia, al Piemonte di Messina per neuroriabilitazione, al San Raffaele Giglio per pneumologia. Il Ministero sollecita chiarimenti anche in merito agli accorpamenti di alcune strutture. I funzionari chiedono anche una chiara articolazione della rete dell'emergenza-urgenza e l'assetto organizzativo delle reti specialistiche, con particolare riferimento alla rete oncologica e la pianificazione della rete dei punti nascita. Il decreto contestato a Roma è stato disegnato dall'assessore Faraoni e dall'allora dirigente della programmazione Salvatore Iacolino, oggi sotto inchiesta per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. Una tegola che arriva mentre dentro Forza Italia alcuni esponenti criticano la scelta di Schifani di lasciare l'assessorato alla sanità a Fratelli d'Italia, nel tanto atteso rimpasto di giunta. E inevitabilmente, sentivate, a Palermo cresce la tensione nella maggioranza che sostiene il governo Schifani alla regione. Assediata dalle inchieste, la coalizione non riesce a dare indicazioni per il rimpasto. Maglio Viola. Scandali, indagini una dietro l'altra e tensioni politiche. Problemi crescenti per la maggioranza regionale siciliana che sostiene il governo Schifani. L'ultimo scandalo riguarda Agrigento e il deputato di Fratelli d'Italia Lillo Pisano, già accusato di peculato e truffa aggravata, ora finisce al centro anche di un'accusa di finanziamento illecito. Avrebbe ottenuto 30.000 euro per la campagna elettorale dalle associazioni no profit dei coindagati, che però funzionavano grazie ai contributi pubblici della regione siciliana. Insomma, dietro la cultura di Agrigento c'erano, secondo l'accusa, gli interessi del deputato che era di casa al Teatro Pirandello. Mentre la nuova inchiesta dipana i suoi primi passi e le sue prime notizie, a Palermo il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso del manager Salvatore Iacolino nell'ambito dell'altra inchiesta, quella fra mafia e corruzione in sanità, che ha coinvolto anche un funzionario regionale e il boss di Favara Carmelo Vetro. In questo clima, segnato anche dall'attesa delle decisioni del Tribunale sul rinvio a giudizio di un assessore regionale, ovvero Elvira Amata, crescono le tensioni politiche in attesa di un rimpasto nella giunta Schifani che non arriva e potrebbe tardare ancora. Non ha intenzione di impelagarsi nei guai siciliani la premier Giorgia Meloni, che a cena con gli altri leader della coalizione avrebbe bypassato il tema. In assenza di indicazioni romane, i siciliani dovranno fare da soli, ma la tensione è alta sia all'interno di Forza Italia che all'interno di Fratelli d'Italia nell'isola. Sembra messa da parte dunque l'idea che a pagare il prezzo della sconfitta referendaria possano essere gli indagati Galvagno e Amata dentro il partito meloniano, ma un eventuale rientro anche di un solo nome in quota DC in giunta regionale potrebbe togliere il tappo alle tensioni sommerse nei rapporti interni alla coalizione invece fra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Forse non fare niente in questo momento è l'unica mossa possibile. Intanto Ismaele Lavardera si candida a governatore. Questa mattina ha presentato il simbolo e la squadra di suoi super tecnici e poi sul messaggio della Meloni, messaggio notturno online, l'ex Iena ha detto non è più lucida, testuale. Marco Gullà. Voglio essere il presidente di tutti. Ismaele Lavardera, durante una conferenza stampa all'Ars, ha presentato il simbolo ufficiale con il quale correrà per la campagna elettorale a presidente della regione siciliana. Il simbolo non contiene il suo cognome, ma il nome, proprio a voler indicare la sua vicinanza alla gente. Dobbiamo prepararci, organizzarci
creare una squadra operativa. Io oggi ho dimostrato che accademici, personalità del mondo della società civile hanno deciso di abbracciare questo progetto a dispetto di quelli che dicevano che noi siamo soltanto un movimento populista che non parliamo dei problemi dei siciliani. L'ex Siena ha presentato poi i primi nomi che stipuleranno il programma di governo, un comitato tecnico scientifico composto da docenti universitari, medici, dirigenti regionali e tra loro anche il nipote del primo presidente della regione, Giuseppe Alessi. Ma nessuna squadra di governo, per quello ci sarà tempo di confrontarsi con una coalizione. Oggi non abbiamo lanciato gli assessori, abbiamo lanciato un comitato tecnico scientifico. Gli assessori li condivideremo con una coalizione. È evidente che bisogna fare una sintesi, è evidente che dobbiamo smettere di fare come Schifani, cioè la divisione col manuale Cencelli dei ruoli degli assessorati. Bisogna fare una divisione sulla scorta del metodo e delle capacità. La Vardera infine è tornato a parlare sullo scambio di messaggi con la Premier Giorgia Meloni. Con quel messaggio, ha detto il deputato regionale, ha dimostrato di non essere più lucida. Mentre il mondo è in crisi, c'è una guerra in corso e Sigonella, nel mirino, lei pensa a criticare il mio operato politico. Le altre notizie: a Enna un operaio è morto sul lavoro mentre si trovava in un campo di calcio privato. È caduto da un cestello elevatore riportando gravi ferite, inutili purtroppo le cure dei sanitari dopo il trasporto in ospedale. A Gela la movida finisce nel sangue. Arrestato un giovane di 22 anni accusato di aver accoltellato ieri sera un coetaneo al bar al culmine di una lite. Gerry Italia. Doveva essere una serata come tante, si è trasformata in violenza. A Gela, nel quartiere Caposoprano, davanti a un bar di Viale Indipendenza frequentato da giovani, una lite è degenerata in un accoltellamento. È successo poco dopo le 20. Una discussione tra due giovani per motivi banali si accende rapidamente. Poi il gesto estremo, un coltello, almeno 2 fendenti. A terra resta un ventenne, Andrea Tosto, colpito all'addome e al fianco. Panico tra i presenti mentre l'aggressore fugge tra i vicoli. Il giovane viene trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Vittorio Emanuele. Le sue condizioni appaiono subito serie. Una lama avrebbe perforato un polmone. In serata il trasferimento in di soccorso a Catania e l'intervento chirurgico al Cannizzaro. La prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Scattano immediatamente le indagini della polizia. Rilievi, testimonianze e immagini di videosorveglianza. Nel giro di poche ore il presunto responsabile viene identificato e arrestato. È un 22enne, adesso accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. Un episodio che riporta al centro l'allarme lanciato qualche settimana fa dal procuratore capo Salvatore Vella. Sempre più giovani girano armati e anche le liti più futili si trasformano in aggressioni. Una deriva che ancora una volta trasforma la Movida in un teatro di violenza. Aggressore nel Catanese, un 43enne ha tentato di uccidere il fratello di un anno più giovane colpendolo con un coltello mentre guardava a letto la TV accanto al figlio minorenne. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Linguagrossa per tentato omicidio. A Priolo stamattina la protesta di agricoltori e allevatori davanti all'ingresso degli impianti sud di ISAB. Il caro carburanti sta colpendo duramente anche loro e con i trattori sotto la pioggia si dicono pronti a bloccare gli accessi al polo petrolchimico più grande d'Europa. Francesco Aloi. Ora siamo qui solo un sit-in così pacifico per far sentire la nostra voce, ma in futuro possiamo tornare qui con tutti i nostri trattori e bloccare le uscite e l'ingresso della raffineria. Gli agricoltori sono pronti a bloccare il polo petrolchimico più grande d'Europa. I trattori sono davanti agli impianti sud dell'ISAB a Priolo, ma se non cambierà nulla nei prossimi giorni, qui potrebbero arrivarne molti di più. Visto che ora ci sarà lo show degli autotrasportatori, ci uniremo a loro sicuramente, perché le ultime gocce di carburante che avremo li utilizzeremo almeno per fare sentire la nostra voce. Al sit-in c'è soltanto una rappresentanza della categoria tra agricoltori e allevatori. Usciti dalla grande emergenza della siccità, adesso ne devono affrontare un'altra. Noi siamo arrabbiatissimi e volevamo essere arrabbiati insieme a tutta la popolazione, perché questa speculazione così forte non è giustificata. Quindi gli agricoltori siamo fermi, ma volevamo insieme a noi tutte le altre categorie che bruciano carburante. Maria Concetta ha 26 anni e lavora nell'azienda di famiglia a Solarino. Guardando al futuro vede molta preoccupazione. Che prospettive avete? Cerchiamo di continuare fin quando possa essere possibile farlo. Speriamo riuscirci.
Intanto dal 20 al 25 aprile, con lo sciopero degli autotrasportatori, nei supermercati potrebbero tornare gli scaffali vuoti, come ai tempi delle proteste dei forconi. 31 marzo a Messina, anniversario dei femminicidi di Lorena 40 e Sara Campanella. Deposta una corona di fiori dagli studenti dell'università e dalla rettrice sul monumento che ricorda le due giovani. Francesco Triolo. È il giorno in cui si rinnova il dolore. La comunità universitaria e studentesca di Messina ha ricordato oggi i femminicidi di Sara Campanella e Lorena 40, due studentesse della facoltà di medicina uccise da chi diceva di amarle, ed è un filo tragico quello che le lega. Il 31 marzo 2020, in pieno Covid, la morte di Lorena a Furci, il 31 marzo dello scorso anno quello di Sara. Nel cortile del rettorato questa mattina sono state ricordate con una corona di fiori deposta sul monumento intitolato proprio alle due studentesse. È già passato un anno, però il ricordo si mantiene vivo perché la nostra comunità è stata profondamente colpita da questo avvenimento. Spesso si pensa che siano cose distanti, però purtroppo quando accade a casa nostra il dolore è ancora più grande. Commozione e silenzio in una giornata piovosa a Messina, il velo di tristezza che avvolge tutti, compresa la rettrice Giovanna Spatali, particolarmente colpita dalle due tragiche morti. Noi con i nostri studenti insieme, loro più di me non dimenticano questi efferati crimini che hanno privato due ragazzi come loro della possibilità di avere un futuro. Quindi questo è solo un momento di dolore vissuto nel silenzio e vuole essere, come c'è scritto in fondo nella targa, un momento di memoria ma anche un atto di responsabilità per tenere sempre altissima l'attenzione. L'Ateneo messinese ha avviato da tempo una campagna di sensibilizzazione sulla violenza che adesso cercherà di esportare anche nelle altre università. I finanzieri di Palermo hanno sequestrato beni per 4 milioni di euro a imprenditori che dei settori di produzione calcestruzzo e raccolta rifiuti in diversi comuni delle province di Palermo e Trapani. Nelle inchieste per bancarotta fraudolenta coinvolti 4 indagati. Sea-Watch 5 disobbedisce alle autorità italiane, entra nel porto di Trapani per sbarcare i migranti soccorsi nel Mediterraneo e viene sanzionata. 20 giorni di fermo amministrativo, 10.000 euro di multa. Laura Spanò. La Sea-Watch 5 è stata fermata per 20 giorni e multata di 10.000 euro dopo il rifiuto dell'equipaggio di dirigersi verso il porto di Massa Carrara e la decisione di sbarcare a Trapani i migranti a bordo. Si tratta, spiega la ONG, della sanzione massima prevista dalla legge Piantedosi in questi casi. 2 settimane fa la Sea-Watch 5 ha soccorso 93 persone in pericolo in acque internazionali, tra cui donne incinte, bambini e minori non accompagnati. Nelle ore successive 36 persone erano state evacuate per emergenze mediche e su disposizione del Tribunale dei minori di Palermo. Tra loro una bambina di 2 anni in condizioni critiche e diversi minori con le famiglie. Nonostante la situazione sanitaria a bordo, con persone che presentavano ustioni da carburante e gravi condizioni di vulnerabilità, le autorità italiane, dicono dalla ONG, hanno assegnato un porto a oltre 1.100 km dal luogo del soccorso, imponendo giorni di navigazione aggiuntiva. Di fronte al peggioramento delle condizioni a bordo, l'equipaggio si era rifiutato di eseguire ordini incompatibili con il diritto internazionale, procedendo allo sbarco delle persone rimaste a bordo nel porto di Trapani. Ora è arrivato il fermo amministrativo e la multa, ma Sea-Watch risponde con una nuova missione con la nave veloce Aurora. Catania teneva armi da guerra in casa. I carabinieri di Gravina e di Camporotondo Etneo hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo, un 38enne, per detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Sequestrati 2 Kalashnikov, una pistola, caricatori e numerosi proiettili. Sempre a Catania, i falchi della questura
hanno arrestato un uomo che nascondeva in casa una pistola e 10 kg di droga, la misura scattata per detenzione di armi appunto e spaccio di stupefacenti. A Catania i controlli dei NAS in una mensa ospedaliera si sono conclusi con il sequestro di 60 kg di cibo in cattivo stato di conservazione in una mensa ospedaliera. Gli ispettori hanno accertato rischi concreti per la sicurezza alimentare dei pazienti e il responsabile della preparazione dei pasti è stato denunciato. Catania, sgomberata senza disordini, l'ex palestra di Piazza Lupo, da anni occupata. Al suo posto sarà realizzato un giardino tecnologico con percorsi pedonali per la riqualificazione di tutta l'area che comprende anche Piazza Maiorana. Orazio Longo. Le ruspe sono entrate in azione con un ragno meccanico e un martello demolitore. Al posto della ex palestra sorgerà una piazza con area destinata a verde, la realizzazione di un giardino pubblico tecnologico e percorsi pedonali con la riorganizzazione delle aree di sosta, mantenendo il numero degli stalli attuali. Con un'operazione interforze coordinata dalla Questura di Catania è stato sgomberato lo stabile di proprietà comunale di Piazza Pietrolupo in esecuzione di un'ordinanza del sindaco Trantino pubblicata sul sito del comune. Perimetrata l'area cantiere che comprende anche Piazza Maiorana, con i lavori che dovranno concludersi entro il 31 dicembre di quest'anno secondo le previsioni del progetto di riqualificazione nell'ambito PNRR, Piani Urbani Integrati e PNC, avviato lo scorso 23 marzo. Questo intervento è un tassello fondamentale della nostra strategia di rigenerazione del centro storico che sta riguardando varie zone, ha dichiarato il sindaco Trantino. Piazza Lupo tornerà a essere uno spazio vissuto, sicuro e decoroso nel segno della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio cittadino. La ex palestra era occupata da anni. Nei giorni scorsi alcuni attivisti avevano messo in atto una protesta pacifica contro la decisione di demolire lo spazio aggregativo. Lo sgombero è avvenuto senza criticità sotto lo sguardo di alcuni giovani che non si sono opposti alla presenza delle forze dell'ordine mentre si radunavano alcuni manifestanti. Secondo l'ordinanza sindacale, per motivi di sicurezza è fatto tassativo divieto a chiunque di introdursi all'interno dell'immobile e di sostare nelle sue pertinenze. Pasqua, questa domenica, si preannuncia in chiaroscuro con un calo di prenotazioni legate alla guerra in Medio Oriente e al tempo incerto. Primi turisti in città con ombrelli e impermeabili. Gli inglesi dicono: eravamo venuti qui per il sole. Servizio di Tonino De Manna. A Catania la stagione turistica si apre purtroppo in un clima di incertezza. Incertezza geopolitica per le tensioni in Medio Oriente ed incertezza climatica che si protrarrà fino a Pasqua, con la primavera che in Sicilia tarda ad arrivare, anzi si fa quasi desiderare. Franz Cannizzo, presidente di Abetnea, prevede una Pasqua in chiaroscuro. Ci sono le prenotazioni, ma il maltempo e le tensioni internazionali rischiano di rallentare l'avvio di questa stagione 2026. Turisti in giro per Catania con ombrelli impermeabili per la pioggia e giubbotti invernali e stupore per chi era sbarcato dalle nostre parti in cerca di sole e temperature gradevoli. Leeds in England. London. Birmingham. Sicily is beautiful, but the weather is not very good now. Londra, Leeds, Birmingham. Catania sembra una succursale inglese, con umidità, cielo grigio e a tratti pioggia. Sorpresa anche questa coppia proveniente da Torino. Siamo venuti con un abbigliamento molto pre-estivo e abbiamo dovuto invece comprarci della roba un po' più pesante. Io mi sono portata le cose stratificate, quindi anche il maglioncino pesante da Torino. Ma il sole dove? Si aspettava la primavera, il caldo siciliano, ma si fa attendere anche questo? Sì, quest'anno è così, ma va bene lo stesso. Poi avete sempre bisogno di acqua, quindi mi pare che questa volta siete stati accontentati. Pullman turistico coperto che poi riparte e si fa largo tra le immancabili buche. Mentre i turisti fotografano la fontana di Proserpina, purtroppo in pessime condizioni, l'autista tiene saldo il volante, pronto ad evitare gli ostacoli, le voragini di via 6 aprile. Beh, se non altro speriamo che domenica sia bel tempo. È il momento della nostra pausa, poi il calcio con il Catania che ha alla testa ai play-off e prepara la partita di lunedì in casa contro il Picerno. State con noi. Calcio
nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti per il Catania che deve preparare la partita contro il Picerno in programma al Massimino di lunedì di Pasquetta. I rossazzurri hanno un occhio anche a Salernitana Benevento. Francesco Triolo. Rientrare in gioco per la promozione diretta è complicato, il Benevento è lontano 8 punti, ma un clamoroso suicidio sportivo dei campani potrebbe riaprire i giochi. È vero, lunedì di Pasquetta c'è Salernitana Benevento che potrebbe dare qualche speranza, ma il Catania di Piani in questo momento pensa, è costretto a farlo, a prepararsi al meglio per i play-off e il nuovo allenatore sta pian piano, giorno dopo giorno, cercando di conoscere la squadra, le caratteristiche, gli equilibri. Viali in 2 partite ha imboccato una strada con una base che appare chiara, 4-2-3-1 con possibilità di muoversi in maniera elastica soprattutto in mezzo, dove Di Tacchio, Quaini e Di Noia rappresentano giocatori duttili e intercambiabili che possono far cambiare ritmo e passo alla squadra anche a partite in corso. Contro il Latina anche l'ingresso di Corbari ha dato qualcosa in più, soprattutto in fase offensiva, mentre davanti Dausile e Bruzzaniti si sono, aiutati a vicenda. Ecco, la capacità di modificare il proprio modo di giocare tra primo e secondo tempo, con i cambi dalla panchina e i moduli in campo, è stata forse la novità maggiore che è stata evidenziata a Latina dai rossazzurri. Adesso occorrerà ripetersi lunedì contro il Picerno. Una vittoria servirebbe a mettere pressione sul Benevento, che non guasta mai, ma soprattutto in questo momento a consolidare il secondo posto in classifica che in chiave playoff ha il suo peso, soprattutto se potrai contare poi appieno sull'effetto Massimino. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.